Siamo a Cortina, siamo in centro e c'è poca gente, dai. Per fortuna siamo venuti di sera. Comunque, nuovo video da Cortina con tutte le vetrine illuminatissime. C'è un po' l'aria di Jesolo, come l'odore che c'è nell'aria. Mi ricorda come quando andiamo a Jesolo e giriamo la sera. Stessa cosa. C'è lo stesso odore nell'aria, un misto di odore di non so che cosa, profumi. Boh. Eccolo qua, il famoso bracciere olimpico e la pista Olimpia delle Tofane, illuminata, dove oggi hanno fatto le varie gare. Respirate anche voi un pochino l'aria di Cortina. Guarda, la pista lassù. Da qua si vede bene la Tofana e si vede anche la pista di bob, dove fino a prima hanno fatto delle gare che abbiamo guardato in TV. Lassù hanno messo i cerchi olimpici insieme alle decorazioni di Natale, ma stanno bene. La via c'è ancora anche un alberello. Niente, noi non possiamo andare oltre, ma siamo arrivati fino allo stadio del ghiaccio. Ma non possiamo andare più in là, purtroppo. Ma anche se hai il pass non puoi entrare qua dentro, perché quello non serve per entrare allo stadio. Serve per tutto. No, non serve per niente quello lì. Non serve a niente. Comunque niente, fa freddo, Io non ho preso il cappello, non ho preso i guanti. Ho detto, ma sì, avventuriamoci senza niente. Sì, ma fa freddo, sotto zero. Va bene. Anche su al... cos'è l'ossario, sacrario? Cos'è quella roba? Non so, hanno messo anche la croce per i morti. Comunque lassù hanno messo il tricolore. E dove c'è la discoteca? Non so se è ancora discoteca. Non so sinceramente se sia ancora discoteca. Possiamo passare? Andiamo qua sotto, dai. Tanto, 2 passi in più, chi se ne frega. Stavo dicendo, non so se ancora c'è ancora la discoteca a Belvedere lassù. Cioè il locale c'è ancora, sì. Non so se sia ancora attivo, non credo. Dove si andava una volta a fare festa. Adesso stiamo facendo le scale che per 5 anni di scuola ho fatto per andare su in stazione a prendere la corriera, perché la fermata vicino alle scuole purtroppo era troppo affollata e non c'era mai posto poi in corriera per sedersi, quindi uscivo da scuola, facevo tutta una corsa per arrivare fino a questa stazione. Andiamo di qua. E facevo tutta una corsa ogni volta. 5 anni sta strada qua, scale maledette. Qua cos'è? Dove c'è il pattinaggio? Questo è il Fun Village e là c'è il mega schermo. Leonardo chiede perché hanno cercato una formula che dovesse andare bene per il misto e hanno utilizzato questa. Stavo dicendo, guarda che bella vetrina. Questa cos'è? Uno scialle, una sciarpa? Blade, scialle, sciarpa, no, blade. Ok. Sì, dai, sono economici, devo dire. Qua. Allora, cappello. Beh dai, è più economico, 500 euro. 5200 cappotto Maria. Mamma mia. E le borsette, vediamo le borsette. Borsa Loom 3800 e 4100. Sarà quella bianca a costare di più o quella marroncina? Boh. Vedi qua, le scarpe non mi interessano. Vabbè dai, sono anche sotto i 1000 euro. E queste, no, queste borse qua, queste
Queste Shopper Small 2800 euro dai, due spiccioli. Comunque riguardiamo la pista Olimpia della Tofane. Queste sono le vetrine Prada, se vi interessa. Chic. Prada Unicredit. Qua cosa abbiamo? Non lo so. Carolina, la felpa con Bugs Bunny, quella con Titti. Immondizie, se vi interessa. Domani c'è plastica. Domani Bellunum raccoglie plastica. Io ho visto una maglia luccicosa. Oh, wow, pensavo fossero brillantini, paillette, invece no. Quanto costa? C'è qualche... no, prezzi non esistono, ok, quindi costa tanto. È giusto per le temperature nostre. Sì, io morirei di freddo. Vabbè dai, vi regalo una visione della cooperativa di Cortina, che purtroppo è chiusa a quest'ora, e basta, noi andiamo giù alla macchina, quindi scendiamo di qua. Abbiamo parcheggiato giù alle scuole. Da notare come i giardini qua dalle scuole siano diventati un parcheggio e praticamente per terra è tutto fango. A parte, vabbè, questa è la strada asfaltata, però di là dove abbiamo parcheggiato noi è tutto fango. Adesso vi faccio vedere qua giù. Ghiaccio misto erba, misto fango. E qua, guardate qua dalla mia parte cosa c'è. È tutto fango. Per fortuna è sotto zero, quindi non è... cioè non ci si sporca più di tanto. Che schifo. Salutiamo Cortina e torniamo verso il cammino. Sto dando una lavata, preparando, vestendo, cioè è già tardissimo, già le 11:30 di mattina, ma ho notato una cosa solo adesso, non so se l'avete già vista sta cosa, non lo so, le macchie, che cosa sono? Io non ce le avevo fino a ieri. Ebbene, di qua sono più evidenti, una e una, due, di qua ce ne ho una, due, ma sono meno evidenti, cioè perché qua? Io non lo so. Adesso provo a mettere, vorrei mettere il cortisone, quasi quasi metto il cortisone, o metto questa, però siccome non devo andare fuori, non c'è sole, non devo uscire, quindi posso mettere anche il cortisone e poi darmi una lavata e toglierlo, ma vorrei quasi mettere sì uno strato di cortisone qua e uno qua. Se no, altrimenti avevo pensato alla Cicaplast, questa qui, sì, che è tagliata perché dentro ce n'è ancora 1,5 quintali, ma bisogna tagliarla perché sennò non esce quella che rimane. O metto questa la trovo comodissima, cioè funziona per adesso qua sono ancora sporca, per la dermatite che ho qua sulle dita e anche di qua, però diciamo che è migliorata abbastanza, qui è tutta dermatite, ma non si vedono le macchie rosse perché adesso non è in una fase acuta, quindi dai, si stanno risolvendo ste cose, ma la dermatite è maledetta veramente e mi viene quando uso i guanti, purtroppo, perché dentro i guanti le mani sudano tantissimo e il mio sudore mi provoca tutta la dermatite. Vabbè. Allora, o metto quella o metto il cortisone. Cioè, io queste 4, ma ecco, qua sta venendo fuori. Potrebbe essere stato questo, il siero, ma non me l'ha mai fatto. Ma poi perché qua? Cioè, questa altezza qua, sia da una parte che dall'altra, non ha senso. Metto un po' di questa. E vedo se passano. No, ma è assurdo. Mi devo lavare i capelli e nient'altro. Ho trovato nel mobile, perché ho sistemato delle cose, qua in bagno nel mobile ho trovato un po' di panni che però sono anche macchiati di giallo, quindi non so, erano qua sotto da parecchio tempo, chi se ne frega, non puzzano di muffa.
li uso, li metto di là sul Swiffer. E poi ho trovato anche questi qua, quindi adesso li vado a mettere di là dove ho tutti gli altri e vedo se queste macchie spariscono o rimangono, hanno intenzione di rimanere qua fisse, non lo so, cioè mi mancava anche questa.